Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È il terzo incontro di questo ciclo CLIP, il reclutamento nella pubblica amministrazione dall'emergenza alla nuova normativa. Oggi abbiamo come ospiti tre colleghi, il professore Riccio, la professoressa Lazzeroni, il professore Monda, che ci parleranno dell'accesso senza concorso. Credo che il collega Riccio introdurrà e poi seguiranno le due relazioni di cui mi hanno appena detto l'ordine, ma che io ho già dimenticato, e quindi insomma questo non è una cosa grave, ma è importante che Riccio si ricordi tutto. La professoressa Zilli interverrà tra poco, concluderà, in questo momento sta facendo lezione, cose che dovrò fare dalle 17 in avanti. Il tema di oggi è l'accesso senza concorso. Ho già così un po' analizzato e visto i temi che ne andranno ad affrontare. È sicuramente un tema molto importante, che riguarda non solo, possiamo anticipare, senza scoprire niente, le questioni non direttamente attinenti al diritto del lavoro, ed è un tema, come dire, di grande spessore, di enorme rilievo. Io ringrazio chi ha partecipato. Oggi abbiamo le università di Cassino, di Siena e Federico II di Napoli in questo giro itinerante. Oggi abbiamo tre che fanno uno, no? Insomma, c'è una joint venture tra le università. Niente, io mi taccio. Devo ricordare questa cosa, perché altrimenti vengo rimproverato dalla collega Zilli. Chi vuole fare domande le può fare in chat e poi risponderemo. Niente, io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i tre relatori e niente, mi faccio tre passi indietro, anche perché ho trovato abbastanza tempo, e lascio la parola al collega Riccio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il mio sarà un intervento brevissimo, destinato esclusivamente a introdurre il webinar di oggi, il cui tema sarà affrontato e approfondito nelle relazioni dei colleghi e amici Lara Lazzeroni e Pasquale Monda, che ringrazio davvero molto per aver accolto l'invito. In primo luogo però consentitemi anche di ringraziare il professor Boscati e la professoressa Zilli non solo e non tanto per avermi coinvolto nel comitato scientifico delle conversazioni, ma anche e soprattutto per aver avuto l'idea di dare avvio a cicli di seminari tematici dedicati al lavoro e dipendenza della pubblica amministrazione, destinati sia agli studenti che alla comunità scientifica, occasione, diciamo, che colma un vuoto. Termino la carrellata ai ringraziamenti ringraziando anche Davide Casale perché nonostante la giornata di oggi sia intestata all'Università di Cassino, io sono a Bologna per i seminari di Bertinoro che iniziano domani e Davide mi ha avuto la cortesia di mettermi a disposizione la sala dalla quale vi parlo. Venendo al nostro tema, la prima parte del nostro tema, quello che affronteremo oggi, è sicuramente l'accesso senza concorso. E noi sappiamo che l'articolo 35 prevede che del decreto legislativo 165/2001 prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto individuale di lavoro o mediante l'espletamento di procedure selettive, oppure lettera B, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, eccetera, eccetera. La lettera B rappresenta quindi l'eccezione legislativamente prevista e di carattere strutturale, possiamo dire, alla regola del concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione. Nonostante ciò, per una serie di ragioni, non da ultimo ovviamente per essere questa ipotesi riferita esclusivamente alle qualifiche e ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, tale previsione può essere considerata un po' la Cenerentola nel panorama delle trattazioni scientifiche riguardanti il pubblico impiego privatizzato.
Quindi credo che la più immediata utilità di questa giornata possa essere proprio quella di avere una lettura ampia delle diverse implicazioni tecniche di un tema non certo centrale nella letteratura in materia e del quale si occuperà nella prima parte, cioè subito dopo di me, Pasquale Monda. Mi riferisco in particolare al sistema di avviamento a selezione come strumento di garanzia di un accesso trasparente e non arbitrario, agli orientamenti giurisprudenziali sul nucleo dell'assunzione mediante richiesta di avviamento, alle tecniche per la verifica dell'eventuale professionalità richiesta dal profilo. Non da meno però questa prima parte sarà anche l'occasione per riflettere in termini generali e sistematici sulla presenza o meno di possibili collegamenti tra l'esperienza dell'avviamento a selezione e il moderno dibattito sul reclutamento nelle amministrazioni pubbliche. Nella seconda parte invece, cioè subito dopo Pasquale Monda, di cui si occuperà Lara Lazzeroni, anche condividendo questa idea con l'amica Anna Zilli, ci è sembrato opportuno provare a volgere, come dire, lo sguardo oltre l'avviamento a selezione come strumento di accesso all'occupazione stabile, verso l'analisi di tutte le ipotesi nelle quali è possibile che un lavoratore si trovi a svolgere una prestazione lavorativa più o meno temporanea per la pubblica amministrazione senza il previo espletamento di una procedura concorsuale in senso tecnico. Penso in questo caso soprattutto alle vicende nuove e meno nuove riguardanti il ricorso al lavoro autonomo da parte dell'APA, sia nella forma dell'incarico professionale che della collaborazione coordinata e continuativa, fino diciamo a quelle più recenti, recentissime, legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e alle misure di implementazione e realizzazione del piano nazionale di ripartenza e resilienza, tra le quali in particolare penso alla piattaforma INPA, alla predisposizione degli elenchi dai quali le amministrazioni possono attingere. Il panorama però in questo caso è molto più ampio e lo vedremo nella relazione della professoressa Lazzeroni. Prima di entrare nel vivo della vicenda, lasciando la parola ai miei colleghi, vorrei condividere un'ultimissima e rapidissima riflessione occasionata proprio dalla preparazione di questo webinar e riferita in termini generali, come dire, al margine di discrezionalità nella individuazione del contraente da parte dell'APA. Suggestione che è dovuta principalmente al fatto di essermi occupato in una monografia di un paio di anni fa del tema del potere di scelta, sebbene in quella monografia, per una serie di ragioni che è qui inutile elencare, la fase di accesso era esclusa. In riferimento a questa riflessione, non c'è dubbio che il sistema di accesso all'APA, sia quello tramite concorso che quello mediante avviamento, abbiano una caratteristica comune, ossia tendono a limitare quanto più possibile, se non ad azzerare, il margine di discrezionalità della scelta. Questo probabilmente anche a causa del fatto che troppo frequentemente, e forse anche troppo frettolosamente, il termine discrezionalità viene assimilato a quello di arbitrio o di arbitrarietà. A volte i termini vengono utilizzati anche come sinonimi. Naturalmente le ragioni di una tale impostazione di fondo sono piuttosto note e difficilmente disconoscibili, cioè in più occasioni purtroppo penso ancora al fenomeno delle collaborazioni autonome, almeno in una sua parte, a margini di discrezionalità concessa dal legislatore ha fatto seguito l'esibizione, come dire, dell'incapacità dell'APA nell'opera di individuazione dei soggetti più meritevoli, nel senso di professionalmente attrezzati, quando non si è dato vita a veri e propri fenomeni perversi fondati sull'utilizzo dell'unico parametro di scelta, quello clientelare. Allo stesso tempo, tuttavia, come è stato ampiamente e condivisibilmente sottolineato anche nei primi webinar delle conversazioni,
Così come lo abbiamo conosciuto finora, il concorso, se ha dimostrato attraverso la selezione improntata alle conoscenze la propria sostanziale adeguatezza a garantire l'obiettivo dell'imparzialità, ha mostrato un po' i suoi limiti a garantire il perseguimento invece dell'obiettivo del buon andamento e dell'efficienza. Ora, se pare difficilmente immaginabile un futuro dell'accesso a PA, anche e soprattutto in ragione della presenza dell'articolo 97, non incentrato in grossa parte ancora sullo strumento della selezione concorsuale come regola, è altrettanto innegabile che la sfida, ormai forse non più rinviabile, attiene a una articolazione, a un ripensamento del concorso stesso che consenta l'emersione delle professionalità più adeguate al profilo ricercato. E da questo punto di vista, concludendo, bisogna stare molto attenti a non trasformare, secondo me, la ricerca della pur necessaria imparzialità in una sorta di ossessione, come dire, quasi patologica a discapito del buon andamento, tentando piuttosto di ricercare un delicato ma necessario equilibrio tra questi due obiettivi, tra il perseguimento di questi due obiettivi. Ormai da tempo, per esempio, la migliore scienza e risorse umane, ma la stessa esperienza empirica del settore privato, indicano, ad esempio, come oltre alle conoscenze ci siano una serie di competenze trasversali o soft skills a giocare un ruolo di primo piano nella valutazione delle capacità professionali da mettere in campo nelle moderne organizzazioni del lavoro. Queste capacità sono quasi totalmente sconosciute alle procedure concorsuali: autonomia, capacità di lavorare in team, problem solving. La sfida è, secondo me, quella di trovare il modo di valorizzare adeguatamente tali competenze, come dire, anche chiedendo supporto nell'ambito delle procedure a scienze diverse, no? Come la psicologia del lavoro, evitando chiusure a riccio davanti al rischio derivante dal fatto che tali competenze possano apparire a prima vista difficilmente oggettivabili in fase valutativa. L'alternativa, d'altronde, sembra essere quella invece di condannare la PA a restare inchiodata a un passato che troppo spesso ha dimostrato una scarsa capacità di funzionamento virtuoso. Io a questo punto vi ringrazio e passo la parola a Pasquale Monda. Grazie Antonio. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il professor Boscati, la collega amica Anna Zilli e Antonio Riccio per aver pensato a me, per il coinvolgimento in questo ciclo, ecco, di incontri che toccano aspetti indubbiamente cruciali. Quindi grazie anzitutto. L'assunzione tramite richiesta di avviamento. Ecco, un tema che indiscutibilmente ad una prima rapida considerazione potrebbe apparire molto lontano, ecco, da quelle che sono le grandi questioni oggi al centro del dibattito sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Dopotutto si tratta di una disciplina che nasce nella seconda metà degli anni '80, giusto per dare un riferimento, insomma, la legge 56 dell'87, l'articolo 16, ed è una disciplina sulla quale l'ordinamento interviene più e più volte, ecco, fino alla seconda metà degli anni 90, ed è a questa disciplina che sostanzialmente l'articolo 35,1 lettera B rimanda. Ora, tuttavia, questa distanza è una distanza che, a ben vedere, risulta, come dire, più apparente che reale, nel senso che ci sono almeno due buone ragioni, ecco, per riflettere con attenzione, ecco, sull'assunzione mediante richiesta di avviamento. La prima nasce in realtà da una considerazione che tocca l'accesso tramite richiesta di avviamento come tipica forma, ecco, di selezione non concorsuale. E questo è un punto, a mio avviso, estremamente interessante, nella misura in cui in questa peculiare forma di assunzione è possibile rinvenire una sorta di laboratorio dal quale trarre spunti interessanti, ecco, ad un dibattito
che oggi indubbiamente prende sempre più piede, insomma, in letteratura. Prima giustamente Antonio Riccio lo accennava, oggi si discute molto sulla praticabilità di percorsi selettivi di natura non concorsuale e se ne discute per effetto di una relazione sicuramente non semplice, ovvero quella tra concorso pubblico ed amministrazione di risultato. L'amministrazione di risultato assume la responsabilità di garantire servizi di qualità e per effetto di questa responsabilità definisce in modo autonomo non solo i propri assetti organizzativi, ma individua i profili professionali di cui necessita, definisce o almeno dovrebbe definire le modalità di reclutamento più funzionali alla propria missione istituzionale. Non c'è dubbio però che il concorso, per come è attuato, per come è normato, per come è gestito e utilizzato, come dire, si è relazionato in modo molto complicato, ecco, a quelle che sono le logiche più profonde dell'amministrazione di risultato. Giustamente prima Antonio diceva ci si è spinti molto, ecco, sul versante della neutralità, però si è, come dire, prestata non sempre la dovuta attenzione a creare invece una sinergia virtuosa tra imparzialità e buon andamento. Sulla scia di questa relazione complessa oggi, dicevo, si discute molto sulla praticabilità, ecco, di metodologie selettive di tipo non concorsuale. Naturalmente io non entrerò, ecco, nel merito di quest'ampio dibattito, vorrei però provare in qualche misura ad utilizzare, ecco, la riflessione sull'assunzione tramite richiesta di avviamento per formulare, come dicevo poc'anzi, una serie di indicazioni utili per andare a focalizzare poi cosa significa realmente, quali implicazioni determina la praticabilità, quali implicazioni determina, come dire, l'utilizzo, ecco, il ricorso a meccanismi selettivi di tipo non concorsuale. Ma non è questo l'unico collegamento che relaziona l'assunzione tramite richiesta di avviamento con il dibattito che oggi investe il reclutamento. Occorre infatti considerare, a mio avviso, che l'assunzione di cui discuterò, su cui proverò insomma a formulare qualche riflessione, è una forma di assunzione diretta pur sempre ad includere, ecco, negli organici della pubblica amministrazione personale in carne ed ossa, personale, cioè sulle cui gambe cammina quel rinnovamento digitale, organizzativo, strategico di cui tanto si discute. È ovvio, parliamo di personale che andrà a ricoprire dei ruoli di limitata responsabilità. Tuttavia, nemmeno va trascurato che anche su questo personale pende l'obbligo della valutazione, cioè si tratta di personale incluso nel ciclo di gestione delle performance, con l'effetto che la prestazione da essi svolta è una prestazione che deve in qualche misura essere proiettata, ecco, verso la qualità del risultato. Come rileva tutto questo ai fini della riflessione sull'assunzione mediante richiesta di avviamento? Rileva perché non c'è dubbio che anche rispetto a questa peculiare forma di assunzione si pone la necessità di evitare quello iato di cui oggi tanto si discute tra la professionalità individuata, selezionata, verificata, ecco, ai fini della costituzione del contratto di lavoro e la professionalità richiesta poi nella fase di esecuzione della prestazione. È un punto, dicevo, di cui oggi si discute molto in termini generali. Non a caso proverò nel prosieguo, ecco, delle mie riflessioni a valutare l'estendibilità in qualche misura, ecco, di quelle tecniche cui anche Antonio Riccio accennava e che sono sostanzialmente finalizzate a, come dire, realizzare, ecco, una verifica della professionalità a tutto tondo. Ora, se queste sono le coordinate che in qualche misura ci consentono di riportare, ecco, la riflessione sull'assunzione mediante richiesta di avviamento nella modernità del dibattito sul reclutamento, vorrei provare a schematizzare, e questo soprattutto a beneficio degli studenti che ci stanno seguendo, quelli che sono i principali tratti che caratterizzano questa procedura. Anzitutto chiariamolo subito, questa procedura ha un ambito soggettivo di applicazione definito in modo estremamente preciso dall'ordinamento. È una procedura utilizzabile unicamente
laddove le mansioni da ricoprire sono delle mansioni per le quali è sufficiente il requisito dello scudo dell'obbligo. Dunque una scelta sul piano del perimetro soggettivo di applicazione estremamente chiara, estremamente netta. Quali sono invece gli snodi procedurali principali? Ecco, io adesso proverò ad elencarli in modo molto schematico, fermo restando che poi su ciascuno di essi, ecco, ritornerò di qui a un attimo. Allora, anzitutto le amministrazioni inoltrano una richiesta di avviamento ai centri per l'impiego per un numero pari al doppio dei posti disponibili. Dopodiché i centri dell'impiego provvederanno a costruire delle liste di avviamento secondo indicatori oggettivi sulla base di un ordine ben preciso. Partendo dall'ordine di avvio a selezione degli aspiranti, ecco, lavoratori, l'amministrazione procederà ad una verifica sulla professionalità, una verifica, attenzione, di tipo non concorsuale. Cosa significa? Significa, chiariamolo subito, che l'amministrazione dovrà verificare sì la professionalità, ma non dovrà provvedere alla comparazione tra le posizioni giuridiche, ecco, dei vari aspiranti. Dunque non c'è una comparazione, non c'è quello che poi è l'anima, ecco, del concorso pubblico. Ora, questo, consentitemi sempre a beneficio, ecco, degli studenti che ci seguono, abbiamo ripercorso in modo molto schematico una procedura che potrebbe in qualche misura apparire, come dire, molto burocratica, insomma. Ecco, prima parlavo di richieste di avviamento formulate per un numero di posti pari al doppio di quelli disponibili, di liste costruite sulla base di indicatori oggettivi. Attenzione, nulla è messo a caso. Si tratta di una procedura, questo, ecco, a mio avviso è un punto molto importante, attraverso cui l'ordinamento prova in qualche modo a bilanciare i principi generali che governano l'assunzione nelle amministrazioni con le indiscutibili peculiarità, ecco, della fattispecie cui la procedura stessa è rivolta. Ecco perché a mio avviso nell'entrare poi nel vivo, ecco, delle questioni è opportuno riflettere con attenzione anzitutto, ecco, sui condizionamenti che derivano dall'articolo 97. Su questa procedura nel corso del tempo la Corte Costituzionale in realtà è intervenuta più volte ed è intervenuta più volte fornendo una serie di indicazioni che si rivelano oggi estremamente utili, ecco, nel riflettere sugli assetti normativi che poi il legislatore nel corso del tempo ha perfezionato. Naturalmente non ripercorrerò tutta l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, non ve ne sarebbe nemmeno il tempo, però vorrei provare ad individuare, ecco, una serie di elementi utili, molto utili, ecco, alla riflessione. Anzitutto la Corte ha sempre precisato che la regola aurea del concorso pubblico, che la regola aurea dell'accesso, ecco, alle pubbliche amministrazioni è indubbiamente costituita dal concorso pubblico, uno strumento che nasce in una logica funzionale a realizzare, ecco, assunzioni improntate a logiche di imparzialità e di buon andamento. La deroga al concorso è ammessa, ma attenzione, in una logica volta, come dire, a creare, a valorizzare equilibri di sistema, la Corte ha precisato che quella deroga è consentita nei limiti in cui funziona essa stessa al conseguimento del buon andamento. Ma non solo, la deroga è ammessa, ma deve essere al contempo proporzionata. Ecco, non ho il tempo di ripercorrere tutto il dibattito sul principio di proporzionalità quale cardine della teoria del bilanciamento. Vorrei però precisare quello che poi costituisce una sua indiscutibile declinazione, ovvero sia la necessità. Ecco, che cosa significa e perché è rilevante evidenziare, ecco, la necessità come declinazione del principio di imparzialità? Perché sulla base degli assetti della Corte, la deroga al concorso è sì consentita, ma nella misura in cui funzionale a conseguire il buon andamento e in quanto necessaria. Cioè, che cosa significa questo? Significa dire che la deroga al concorso è possibile nella misura in cui
il concorso come regola aurea per l'accesso non è, come dire, praticabile rispetto a fattispecie puntualmente definite, nella misura in cui non conseguirebbe, rispetto alle peculiarità e in considerazione delle peculiarità di tale fattispecie, non consentirebbe di conseguire quelle logiche del buon andamento che dovrebbero essere alla base delle dinamiche selettive. Anzi, per una sorta di eterogenesi dei fini, rispetto, ripeto, alle peculiarità di una fattispecie da delimitare in modo rigoroso, la regola concorsuale potrebbe addirittura compromettere il conseguimento del buon andamento. Ed è questo forse uno dei primi rilevanti condizionamenti che derivano dall'articolo 97, precisare in modo rigoroso l'ambito della deroga. Ecco, precisare senza incertezza alcuna quello che è il perimetro soggettivo della deroga. E non c'è dubbio che da questo punto di vista, ecco, la disciplina dell'assunzione mediante richiesta di avviamento offre un esempio di una tecnica legislativa che non lascia spazio ad alcun tipo di incertezza. Introduce la deroga ma senza alcuna esitazione nel definire il perimetro di applicazione della stessa. L'assunzione con richiesta di avviamento, dicevo, è praticabile unicamente per quelle mansioni rispetto alle quali è sufficiente la scuola dell'obbligo, punto. Non c'è dunque incertezza, esitazione, ecco, nel tracciare l'ambito soggettivo della deroga. Badate, non è sempre stato così. Faccio un esempio sul quale naturalmente non mi soffermerò, non mi addentrerò, perché poi ci saranno dei seminari specifici sul punto, ma penso ad esempio alla possibilità di stipulare senza selezione concorsuale contratti a termine per i dirigenti, dove è stato necessario un lavoro importante, ecco, della giurisprudenza per andare poi a delimitare l'ambito, ecco, della deroga. Giurisprudenza non solo di legittimità ma anche contabile. Ecco, questo giusto per dare l'esempio di come invece il legislatore, nel caso dell'assunzione mediante richiesta di avviamento, delimiti in modo rigoroso il perimetro, ecco, della deroga. Una delimitazione importante, e non solo perché consente ovviamente di evitare incertezze che risulterebbero estremamente dannose in una logica di sistema, ma perché consente anche di andare a focalizzare la ratio stessa della deroga, che nel caso di specie è quella di adattare, quella di costruire procedure selettive funzionali al buon andamento, considerando il fatto che la professionalità del personale reclutato è una professionalità conseguita con la scuola dell'obbligo. Dunque è una professionalità tendenzialmente diffusa, comune, per cui, ecco, l'utilizzo della regola concorsuale finirebbe col diventare sovrabbondante, cioè finirebbe col non garantire quelle logiche di efficienza, di economicità che costituiscono anch'esse, insieme all'efficacia, declinazioni del principio di buon andamento. Ecco perché poi l'ordinamento, con riferimento specifico alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, mette da parte la regola concorsuale e costruisce una procedura alternativa alla selezione concorsuale. Pensiamo solo, ecco, giusto per dare più concretezza alle considerazioni che sto cercando di fare, che se rispetto ad una procedura concorsuale oggi l'ordinamento prevede come tempo massimo 6 mesi che decorrono dallo svolgimento delle prove, nella procedura di assunzione mediante richiesta di avviamento, quel tempo massimo è fortemente ridotto, non più 6 mesi, ma 15 giorni o 20, ecco, in ipotesi particolari. Quindi una distinzione netta che ci fa comprendere come appunto l'ordinamento provi a rimodulare la procedura selettiva, provi a, come dire, bilanciare i principi del buon andamento e dell'imparzialità, ecco, in una logica funzionale, strumentale, funzionale e con le peculiarità della fattispecie. Naturalmente, quanto detto non è l'unico condizionamento che deriva, ecco, dall'articolo 97. Tornando a considerare, ecco, la logica, diciamo, l'impostazione della Corte Costituzionale, è importante evidenziare che secondo la Corte, secondo la Consulta, la deroga alla regola concorsuale non esime il legislatore dal costruire una procedura totalmente improntata, ecco, alle logiche della qualità. Il legislatore, l'ordinamento, non può astenersi dall'assicurare che il personale assunto abbia, scusatemi,
abbia la professionalità necessaria, ecco, allo svolgimento dell'incarico, e soprattutto che il personale assunto, e soprattutto che la procedura di assunzione avvenga rispettando la piena eguaglianza nell'accesso. Questo perché? Perché ovviamente l'articolo 97 non è l'unica disposizione sul quale è fondata la disciplina delle procedure di assunzione della pubblica amministrazione. È importante considerare anche l'articolo 51 e dunque il diritto riconosciuto a tutti i cittadini, ecco, di poter accedere in condizioni di eguaglianza ai ruoli dell'amministrazione. Dunque, eguaglianza e trasparenza dell'accesso come indiscutibili principi che l'ordinamento deve assicurare nel momento in cui costruisce una procedura alternativa, ecco, alla selezione concorsuale. Ma in che modo, tornando poi all'assunzione mediante richiesta di avviamento, l'ordinamento, ecco, si pone il problema di garantire l'eguaglianza e la trasparenza? Anzitutto l'articolo 16, ecco, della legge 56 dell'87, che prevede l'avvio a selezione sulla base delle liste di collocamento. L'avvio a selezione dunque sulla base dell'ordine di inclusione, di inserimento, ecco, nelle liste di collocamento. Le liste di collocamento, uno strumento noto e discusso, ecco, nel settore privato per lungo tempo, in quanto meccanismo di distribuzione oggettivo e neutrale delle occasioni di lavoro, ma che proprio per questa ragione veniva utilizzato, ecco, rispetto alla procedura in parola, proprio perché è uno strumento asettico che nel suo essere asettico garantiva quell'avvio a selezione su criteri oggettivi, senza dare adito quindi al rischio, ecco, di arbitri. Sappiamo tuttavia che il sistema del collocamento è un sistema che è stato poi profondamente rivisto, il mercato del lavoro è stato profondamente innovato, insomma, disciplinato secondo logiche totalmente diverse. Adesso non stiamo qui, ecco, diciamo, ad addentrarci nel nudo di questo aspetto, però è chiaro che per effetto di queste revisioni, insomma, queste revisioni non potevano non produrre i loro effetti anche sulla disciplina di cui ci stiamo occupando. Ed infatti nel 96 l'articolo 9 bis al comma 11 introduce quella che è stata ridefinita come asta sui presenti, dunque un meccanismo di avvio a selezione che avviene sulla base di dinamiche completamente diverse. Mi spiego. Una volta che l'amministrazione formula, ecco, la richiesta di avvio a selezione, i centri per l'impiego danno notizia di questa richiesta attraverso i mezzi di informazione, fissando un giorno in cui gli aspiranti al lavoro sono convocati, perciò poi asta sui presenti, perché sulla base dei presenti nel giorno fissato per la convocazione verrà costruita una lista di avvio a selezione. Ma sulla base di quali criteri? Ecco, questo non è un punto marginale. Quali sono i criteri che guidano poi la costruzione di questa lista? L'ordinamento con la legge 608 ne precisa uno, quello dell'anzianità, ma rimette poi alle regioni la possibilità di definirne altri. Ed infatti le regioni hanno poi utilizzato altri criteri, come ad esempio l'indicatore ISEE, dunque considerando i profili economico-reddituali. Ma insomma, in altri casi sono stati utilizzati altri indicatori come la durata dello stato di disoccupazione. Il punto importante è creare un ordine oggettivo per l'avvio, ecco, a selezione. Perché però quest'ordine deve essere oggettivo? Perché è così importante, ecco, mettere l'accento sull'ordine dell'avvio a selezione? Questo ci riporta direttamente a quello che poi è il cuore di tutta la procedura di cui ci stiamo occupando. E rispetto a cui significativo è stato l'apporto della giurisprudenza di legittimità. Chiamata a ricostruire, ecco, l'assetto della procedura di assunzione mediante richiesta di avviamento a selezione, la Cassazione ha precisato che nel caso di specie, quindi rispetto a tale procedura, il giudizio che l'amministrazione compie sulla professionalità è un giudizio sul quale non si innesta alcun tipo di scelta comparativa, cioè è un giudizio
che non porta l'amministrazione a comparare le posizioni dei vari aspiranti all'occupazione con l'interesse pubblico, e da cui quindi ne deriva, insomma, la scelta del migliore tra i vari aspiranti compiuta dall'amministrazione. La Cassazione ci dice: attenzione, l'amministrazione nel verificare, nell'appurare, nel ricostruire, nell'indagare la professionalità dell'aspirante alla professione, compie un giudizio di pura discrezionalità tecnica. Un giudizio dunque sul fatto, dunque sulla professionalità, a cui si collega, ecco, un preciso effetto. Qual è l'effetto? L'effetto è l'assunzione. Ed è questo un profilo di estrema importanza che, ripeto, mette a nudo quello che poi è il cuore stesso dell'intera procedura di cui ci stiamo occupando. Una procedura dove l'assunzione viene collegata non, attenzione, ad una scelta che fa l'amministrazione, ma viene collegata ad una scelta che fa l'ordinamento, che la collega appunto alla sussistenza del requisito professionale. Professionalità che però viene appurata, viene verificata dall'amministrazione. Questo è un punto molto importante, perché diversamente da quanto talvolta si è detto, il diritto all'assunzione non nasce dall'inclusione nella lista di avvio a selezione. L'inclusione nella lista di avvio a selezione, tutt'al più, dà diritto ad essere, come dire, sottoposto alla verifica di professionalità secondo l'ordine stabilito nella lista medesima. E questo perché? Perché l'amministrazione, nel momento in cui raggiungerà il numero massimo di posti disponibili, arresterà, ecco, la verifica sulla professionalità, e di questo non occorre stupirsi. Non occorre stupirsi perché l'amministrazione, ripeto, non deve effettuare una comparazione, non deve selezionare il migliore, ma deve accertare che sussista il requisito professionale. Ecco quindi che a questo punto il problema di fondo si sposta, ecco, sul piano delle tecniche per andare a verificare la professionalità di coloro i quali aspirano, ecco, all'occupazione. Ed è un profilo questo significativo perché nel 94, con il DPR 487, l'articolo 27,2 accosta ad una verifica in senso tradizionale, ecco, delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività, le prove attitudinali e sperimentazioni lavorative. Perché è un punto interessante? Perché questo apre la porta, a mio avviso, alla possibilità di utilizzare quelle tecniche che Antonio Riccio richiamava, ecco, all'inizio del suo intervento, cioè tecniche finalizzate a, come dire, verificare le capacità attitudinali, psicoattitudinali e situazionali, che appunto entrerebbero attraverso la porta delle prove attitudinali e delle sperimentazioni lavorative di cui discorre il DPR 487 del 94. È ovvio e naturale che tutto questo va poi rimodulato in ragione della posizione professionale che questo personale, insomma, andrà a ricoprire. È indiscutibile questo. Però mi pare, insomma, che il collegamento ci sia. Ed è chiaro che nella logica di una selezione virtuosa del personale, rilevante è anche il ruolo della commissione, perché è la commissione che poi dovrà andare ad utilizzare le tecniche di selezione della professionalità e quindi garantire una procedura di assunzione improntata alle logiche della buona amministrazione. Ecco, sul punto il DPR del 94, il 487, precisa che la commissione debba essere composta da un dirigente e 2 esperti nelle materie oggetto di selezione. Ecco, su questo profilo, a mio avviso, è possibile costruire un altro ponte di collegamento con l'attuale dibattito sul reclutamento. E perché? Anzitutto perché il comma 3 dell'articolo 35 individua una serie di principi di regole molto importanti che vanno intese come dei baluardi all'imparzialità della Commissione, che in quanto declinazioni dei principi costituzionali non possono non essere estese a tutte le procedure di assunzione, incluse quelle di cui ci stiamo occupando. Con quale conseguenza? Con la conseguenza che, sebbene il DPR del 94 non lo precisi chiaramente, i dirigenti e i 2 esperti non possono ovviamente essere esponenti politici né tantomeno rappresentanti sindacali, e soprattutto nei loro confronti non deve essere adottata alcuna sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione. Ma non è tutto. Non è tutto perché, non è tutto perché
occorre riflettere con attenzione su cosa significhi realmente insomma, essere esperto nelle materie oggetto di selezione. Oggi, ecco, nell'ampio dibattito sul reclutamento, di questo aspetto si discute molto, soprattutto dietro le sollecitazioni, ecco, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, che invita ad utilizzare tecniche di verifica attitudinali e situazionali, e si ritiene ad esempio che la nozione di materia debba essere letta in termini estensivi, con la conseguenza che i componenti della commissione devono essere esperti non solo, ecco, nelle conoscenze da riversare nello svolgimento dell'attività, ma devono essere anche esperti nel compimento di quelle verifiche attitudinali, psicoattitudinali e situazionali di cui appunto sempre più si discute in merito allo svolgimento delle prove concorsuali. Ecco, questo elemento a mio avviso non può non essere riversato nel dibattito sulla selezione mediante richiesta di avviamento. E questo perché? Perché, come dicevo, il DPR 487 sembra aprire le porte a questo tipo di verifiche attraverso, appunto, nel momento in cui discorre esplicitamente di prove attitudinali e sperimentazioni lavorative. Per cui è chiaro che gli esperti che andranno a comporre la commissione dovranno essere, appunto, esperti anche nello svolgimento, nella realizzazione di queste peculiari tecniche di verifica della professionalità. Ripeto, tecniche di tipo attitudinale, psicoattitudinale e situazionale. Mi avvio insomma verso la conclusione, però vorrei, ecco, affrontare un profilo a mio avviso non marginale, cioè vorrei provare a riflettere, ecco, sulle conseguenze che derivano dal mancato svolgimento, o meglio, dallo svolgimento, ecco, della procedura di avvio a selezione non rispettosa dei crismi legali che abbiamo provato, ecco, a sintetizzare. Ecco, la domanda è: se questa procedura non è rispettata in modo rigoroso, qual è l'effetto che ne deriva sul piano del contratto di lavoro? Ecco, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità e si è trattato indubbiamente di interventi importanti. La Cassazione ha chiarito in buona sostanza che la procedura di avvio a selezione è una procedura che intende declinare, come ho cercato di evidenziare, i principi costituzionali, e nella misura in cui declina i principi costituzionali, quelle regole non possono non essere considerate regole imperative, con un'unica conseguenza possibile, cioè che se violate determinano la nullità del contratto di lavoro. E allora a questo punto la domanda poi è un'altra: qual è la tutela del terzo che dovesse ritenersi illegittimamente escluso, ecco, dalla procedura? Ecco, anche su questo profilo in realtà la giurisprudenza, in particolare la giurisprudenza di legittimità, è intervenuta in modo significativo. Che cosa ha precisato la Cassazione? La Cassazione ha precisato anzitutto che il terzo è abilitato ad agire innanzi al giudice ordinario, cioè in sostanza ha ribadito che rispetto a questo tipo di contenzioso la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario. Questo perché anzitutto il decreto legislativo circoscrive la giurisdizione amministrativa a quelle selezioni di tipo concorsuale. Tra l'altro, nel caso di specie, la Cassazione precisa che l'amministrazione, quando verifica la professionalità, non esprime, come dicevo, una discrezionalità amministrativa, cioè in sostanza non ci troviamo di fronte ad un potere autoritativo, per cui questo giustificherebbe la giurisdizione ordinaria. Ma allora il terzo cosa può chiedere, ecco, al giudice ordinario? Anzitutto la dichiarazione di nullità della procedura, perché viene violata, come dicevo, una disciplina a carattere inderogabile. Ma la Cassazione precisa questo non consente in alcun modo di andare poi a chiedere il diritto all'assunzione, cioè di andare poi a chiedere l'accertamento del diritto all'assunzione, perché l'assunzione dipende da una verifica di professionalità che può condurre solo l'amministrazione. Tutt'al più, il terzo potrà chiedere un risarcimento del danno, ecco, per perdita di chance. A questo punto vorrei evidenziare, anche a completezza della mia riflessione, alcune sentenze di merito che hanno provato
facendo leva sulla teoria del legittimo affidamento, a bypassare in qualche modo, ecco, la procedura di avvio a selezione. Di cosa sto parlando? Sto parlando di sentenze che hanno riguardato essenzialmente rapporti di collaborazione avviati con le pubbliche amministrazioni in forma essenzialmente di volontariato, ma che poi nel corso dello svolgimento, ecco, rapporti di collaborazione che poi nel corso dello svolgimento hanno assunto le fatture di un lavoro subordinato. Ebbene, rispetto a questa ipotesi, i giudici di merito, insomma, in alcune sentenze, facendo leva sul legittimo affidamento, hanno accertato il diritto all'assunzione, bypassando completamente, ecco, la procedura di cui all'articolo 35,1 lettera B. Sul punto è intervenuta la Cassazione, ed è intervenuta la Cassazione ponendo un deciso altorà, direi, escludendo in buona sostanza che il legittimo affidamento possa essere invocato per bypassare, ecco, la procedura di avvio a selezione. E questo perché? Perché il legittimo affidamento presuppone l'esistenza di un provvedimento formalizzato su cui la buona fede del terzo si innesta, anche se poi il provvedimento formalizzato, insomma, diciamo, dovesse risultare illegittimo. E nel caso di specie, dice la Cassazione, questo provvedimento manca, insomma, c'è una mera situazione di fatto. Naturalmente una situazione di fatto illegittima, sia chiaro, ma che sicuramente, ecco, non può portare alla dichiarazione del diritto all'assunzione. È una lettura assolutamente condivisibile, ecco, quella della Cassazione, perché non vi è dubbio che la lettura proposta in alcune sentenze di merito è una lettura che stravolgerebbe completamente gli assetti che derivano dall'articolo 35 e che sono degli assetti, ecco, anche questo ricordava Antonio Riccio, che vanno nel senso di limitare la scelta sul personale da assumere. Ecco, è una scelta che viene calata nell'ambito di procedure selettive definite in modo anche molto rigoroso. Concludo, mi avvio dunque a concludere partendo da dove sono iniziato in qualche misura. Dicevo che la procedura di avvio a selezione si lega in modo biunivoco al dibattito moderno sul reclutamento. Da questo dibattito assimila molto, ecco, richiamo quanto detto a proposito delle tecniche di verifica della professionalità, richiamo quanto detto a proposito della composizione delle commissioni, però probabilmente la riflessione sull'avvio a selezione restituisce anche un insegnamento prezioso, che tocca proprio la praticabilità di una deroga alla regola concorsuale. Chiariamo, la deroga al concorso è sicuramente prevista, è sicuramente consentita, lo prevede l'articolo 97, però questa deroga deve essere riferita ad una fattispecie definita in modo rigoroso e soprattutto l'intera disciplina, ecco, della procedura alternativa alla regola concorsuale deve essere totalmente improntata alla logica del buon andamento. Occorrono dunque regole precise, chiare ed inequivocabili, che vadano ad assicurare una procedura di selezione improntata ad una virtuosa relazione sinergica tra imparzialità e buon andamento, perché laddove regole chiare, regole precise, regole inequivocabili non vi dovessero essere, ed è lì che si annida il principale rischio di pericolosi abusi. Io mi fermerei qui, salvo poi ci dovessero essere domande a cui naturalmente sono disponibile per fornire risposte. Grazie. Grazie al professore Monda e passo la parola alla professoressa Lazzeroni per il suo intervento. Grazie, prego. Buonasera a tutte e a tutti, spero mi sentiate, immagino che insomma ecco, esatto, grazie del feedback. Ringrazio ovviamente tutti quanti, sono coloro che mi hanno preceduto, insomma, a partire prima di tutto dal collega Alessandro Boscati, insomma, e dalla professoressa Anna Zilli, prima di tutto per aver davvero dato vita a questo ciclo di seminari che destano un interesse particolare, soprattutto perché si legano a tematiche che diversamente non vengono e solitamente non vengono sviscerate e analizzate con questa attenzione ai dettagli e alle particolarità. Ho preparato alcune slide perché poi venendo come seconda nell'intervento, insomma la preparazione delle slide magari aiuta anche nel seguire l'esposizione. Provo la presentazione magari.
date conferma che sia visibile. Benissimo, grazie. Allora, innanzitutto le slide devo dire che hanno una prima utilità per me. Un'utilità per me perché nel tentativo che ho compiuto di individuare una fattispecie che potesse, o perlomeno delle linee guida che potessero tenere assieme una serie di istituti che avevano come elemento di comunanza appunto dei meccanismi di accesso alla pubblica amministrazione al di fuori del concorso, mi sono resa conto che trovare un elemento di unificazione di situazioni temporanee di accesso alla PA senza concorso presentava alcune difficoltà. Ho così pensato di prospettare un po' questo piano di analisi che sarà poi, diciamo così, il piano che mi seguirà e che io seguirò appunto nella presentazione del lavoro. Allora, intanto una distinzione, come vedete, piuttosto per certi versi un po' scolastica, no? che gli studenti che ci seguono hanno sicuramente ben chiara, no? La distinzione fra prestazioni temporanee di natura subordinata e prestazioni temporanee non subordinate. È chiaro che sulle prestazioni temporanee che hanno natura subordinata e quindi su rapporti di lavoro subordinati io mi soffermerò, ma per ragioni che sono prevalentemente finalizzate appunto ad individuare quelli che sono gli elementi di peculiarità che riguardano soprattutto alcune di queste figure, non tanto per l'esclusione per alcune di queste dalla previsione dalla disciplina del concorso. E poi accanto a questo prestazioni temporanee di natura non subordinata che verranno trattate nelle tre macro fasi, nelle tre macro fasce che ho individuato, del lavoro autonomo sotto la triplice feste, no, dell'incarico professionale a professionista, quindi dell'incarico individuale professionale, dell'appalto e del lavoro occasionale. L'altro macro tema sarà quello che vede in cui ho tentato di raccogliere queste figure, no, che si uniscono e che sono tenute assieme dal tentativo di valorizzare il ruolo in qualche modo sociale dell'attività svolta dal soggetto, che sono il volontariato individuale, il servizio civile universale e regionale, i tirocini formativi non curriculari e i lavori socialmente utili. E poi un cenno finale alla dirigenza a termine. Bene, rispetto a questa prima parte, diciamo così, in cui si definiscono quelle che sono le prestazioni temporanee aventi natura subordinata, è chiaro che rispetto ad alcuni istituti il tema dell'accesso mediante procedure selettive o mediante concorso è un tema che accomuna la maggior parte di queste, no? Non mi soffermo per questo motivo sul contratto di formazione e lavoro che pur se ha una natura temporanea, appunto 12 o 24 mesi, insomma a seconda della categoria prevede comunque delle procedure selettive. Lo stesso potrei dire dell'apprendistato perché quando anche contratto a tempo indeterminato mi sono permessa di, diciamo così, specificare con questa indicazione il riferimento al decreto reclutamento l'80 del 2021 semplicemente perché è il primo vero rilancio che si tenta di dare all'apprendistato dopo la sua estensione alla pubblica amministrazione avviata nel 2011. Perché si prevede appunto la costituzione di un fondo presso il MEF con una dotazione di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per il 2022. Piuttosto mi soffermerei un momento, non perché si prescinda dalla procedura concorsuale, perché in realtà anche il contratto a termine a tempo determinato prevede appunto l'accesso con procedura concorsuale, ma per significare ed evidenziare quelli che sono un po' gli alleggerimenti che rispetto a questa tipologia contrattuale si sono avuti adesso specialmente in riferimento al PNRR. E poi la somministrazione di lavoro che è appunto una peculiarità invero profondamente diversa rispetto alle altre che ho appena semplicemente accennato. Allora qua sul contratto a termine o a tempo determinato, piuttosto nota, insomma, qui mi rivolgo essenzialmente agli studenti, anche la circostanza che il contratto a tempo determinato rispetto all'assunzione a tempo indeterminato, laddove sia un contratto di durata superiore ai 12 mesi, prevede l'applicazione solo dell'articolo 34 bis, mentre è alleggerito dall'applicazione della procedura in tema di mobilità volontaria e quindi dell'articolo 30.
ma la disciplina in tema di contratto a termine ha una sua particolare rilevanza se riferita a quelli che sono i contenuti del PNRR, quindi il decreto legge 80 del 2021, che prevede appunto per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni che siano titolari di interventi previsti dal PNRR di specifici profili, di specifiche professionalità e quindi di specifici soggetti, con un procedimento di reclutamento alleggerito, più rapido. Ora, al di là di qualche dubbio che il concetto di pubblica amministrazione titolare di intervento può dar luogo, no? Al quale può dar luogo, perché in realtà è lecito pensare che siano essenzialmente le pubbliche amministrazioni che partecipano al bando e che quindi siano assegnatarie del progetto, quelle presso le quali sia possibile dare seguito, dare corso a questo tipo di assunzioni, anche se in realtà questa è una delle tante possibili letture, perché in realtà astrattamente potrebbero anche queste previsioni riferirsi ai ministeri assegnatari della misura. E comunque, insomma, la norma non chiarisce poi perfettamente chi sia il soggetto che verifica l'effettiva titolarità. Ad ogni buon conto, il riferimento a questo specifico contesto, quindi all'interno di pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNR, c'è la possibilità di andare anche in deroga alla durata dei 36 mesi, pur rispettando il tempo del 31 di dicembre del 2026. Tra l'altro, all'interno di questo tipo di tipologia di contratto a termine, il mancato superamento del traguardo è già esso stesso definito dalla legge come una giusta causa di recesso. Fra l'altro c'è l'ulteriore specificità degli enti locali, sempre nel caso del PNRR, in relazione alla possibilità di procedere ad assunzioni anche oltre i limiti di bilancio. Ovviamente io ho riportato nella slide quelle che sono le diversificate modalità di fare ricorso a questo tipo di strumento, o attingendo da elenchi del portale del reclutamento, oppure utilizzando delle graduatorie vigenti, laddove anche queste siano a tempo determinato, oppure ricorrendo ad istituti, a concorsi unici che sono stati centralizzati e quindi gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. E poi mi riferisco in particolare alla procedura cosiddetta fast track, che è una procedura gestita in autonomia da parte dell'amministrazione, così come previsto dalla legge di bilancio. Qui mi riferisco in particolare già alla legge appunto di bilancio per il 2021, il 178 del 2020, che appunto si rivolge a personale selezionato, specificamente selezionato per interventi del PNRR. Si tratta di soggetti che hanno alte competenze e alte qualificazioni, per i quali è prevista la possibilità di un'assunzione rapida nei profili professionali, anche senza dare proprio applicazione al 34,6 e allo stesso 34 bis che citavo prima, quindi senza nessuna applicazione di misure propedeutiche legate alla mobilità. E poi c'è appunto questa indicazione che faccio nella slide relativa alla procedura su una piattaforma che consente una selezione in via automatica dei titoli e dei titoli di studio, dei titoli professionali dei candidati, con la predisposizione di un'unica prova scritta per ciascun profilo individuale messo a concorso, pubblicazione di graduatorie ed assunzione. Per quello che attiene invece alla somministrazione di lavoro, gli aspetti di interesse sono di altro tipo. Prima di tutto, e qua cominciamo ad addentrarci davvero all'interno di quelle tipologie di accesso alle pubbliche amministrazioni che prescindono proprio dall'esperimento di una procedura concorsuale, perché non c'è una selezione da parte dell'ente. Nella somministrazione la selezione viene fatta direttamente dall'agenzia sulla base di quello che è il profilo che l'amministrazione richiede all'agenzia stessa. L'agenzia procede all'invio di tutti coloro che hanno indicazioni curriculari più attinenti e più in linea con il profilo richiesto dall'amministrazione. A volte capita che le agenzie invino più candidati alle amministrazioni, così da consentire alle amministrazioni stesse di operare la scelta all'interno di questo range. Peraltro la somministrazione è un istituto molto usato negli anni in cui soprattutto si riscontravano in modo particolare dalla Corte dei Conti
delle preclusioni o delle limitazioni all'utilizzo dei co-co-co, cioè negli anni insomma un po' più in cui si è tentato di ridurre appunto l'utilizzo di questa tipologia di collaborazione. E la giurisprudenza da questo punto di vista stabilisce il criterio anche per la somministrazione generale che noi conosciamo, no? Per tutte le ipotesi di uso abusivo delle tipologie contrattuali a termine, come avviene nel contratto a termine stesso o appunto nella somministrazione in generale, cioè se la giurisprudenza che abbiamo avuto si è sempre basata sul principio per cui in caso di illegittima o reiterata e abusiva reiterazione di contratti di somministrazione, non sia mai possibile procedere ovviamente alla stabilizzazione all'interno della pubblica amministrazione. Beh, in ragione della pronuncia della Corte di Giustizia che ho citato qua all'interno della slide, di cui ho riportato una parte del dispositivo della sentenza stessa, in ragione di questa pronuncia, due sentenze di Cassazione del 2021 hanno già evidenziato la distinzione fra stabilizzazione e sostituzione, prevedendo che appunto nelle ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione non ci sia ovviamente la stabilizzazione presso l'utilizzatore, quindi presso la PA utilizzatrice, ma si possa procedere alla sostituzione della PA utilizzatrice all'interno, no? Nel rapporto di lavoro a termine con il lavoratore. E d'altronde questa lettura è una lettura che comunque è in linea con l'articolo 36,5 del 165, dal momento che la norma impedisce la stabilizzazione ma solo in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Questo, diciamo così, era un po' essenzialmente una sorta di introduzione rispetto a quelle che erano le tipologie contrattuali di natura temporanea, di natura subordinata, per le quali si presentavano e risultavano utili nella trattazione quelli che erano gli addentellati che in qualche modo sfuggivano, no, alla disciplina del concorso, dell'accesso mediante concorso. La parte invece forse più interessante della disciplina dell'accesso alla PA senza concorso attiene alle prestazioni di natura autonoma, quindi a tutti quei rapporti, pur essi stessi temporanei, ma che non si connotano per la subordinazione. Ora, in questa prima slide ho inserito il tema del lavoro autonomo, che non è altro che il 2222 del Codice Civile, che traslato all'interno delle pubbliche amministrazioni prende forma attraverso l'articolo 7,6 del 165, che quindi coinvolge e interessa anche quelli che sono gli incarichi poi di studio, consulenza e ricerca. Allora, intanto ci sono delle fasi che sono, potremmo dire, necessarie, no? All'espletamento di questa procedura di conferimento di un incarico di lavoro autonomo. Prima di tutto una ricognizione circa l'assenza di strutture organizzative e professionalità all'interno dell'amministrazione che siano appunto in grado di eseguire l'incarico del quale l'amministrazione ha necessità. Ora, quando si parla di ricognizione, qua la giurisprudenza tende ad essere piuttosto rigida perché ritiene che la ricognizione non si debba limitare ad una mera esposizione materiale nel documento di conferimento dell'incarico, ma debba arrivare a ricostruire concretamente l'effettiva impossibilità di fare ricorso a tali risorse all'interno dell'ente. Quindi in un certo senso la giurisprudenza esclude che si possa bilanciare la mancata indagine interna magari con l'elevatissima professionalità che questo tipo di incarico magari va ricercando, no? Quindi in buona sostanza non è bilanciabile l'assenza di un'indagine interna con l'incarico nei riguardi di un soggetto di professionalità particolarmente elevata. Prevale sempre prima la necessità di escludere l'esistenza di risorse interne. Poi, come ulteriore fase necessaria, vi è la valutazione dell'esistenza di fondi propri da parte dell'amministrazione. Ovviamente il fatto che la valutazione debba essere assoggettata al revisore dei conti, al collegio dei revisori dei conti, ovviamente nel caso di enti che abbiano, se enti locali, appunto più di 5.000 abitanti.
E poi c'è anche il tema, no? Una volta effettuato poi il conferimento, che il conferimento va comunicato al Dipartimento per la Funzione Pubblica, anche per dare poi, secondo il principio di trasparenza, evidenza del conferimento di questo incarico nel sito. Quindi insomma queste fasi, diciamo così, sono considerate delle fasi assolutamente necessarie, buona parte di queste propedeutiche al conferimento di un incarico di lavoro autonomo. Ovviamente fondamentale l'esistenza di una regolamentazione, quindi di una regolamentazione specifica all'interno dell'ente che sia in grado di indicare quelle che sono le procedure per il conferimento, i limiti al conferimento di incarichi, i criteri, le modalità con le quali questi incarichi vengono definiti e affidati. E poi ovviamente l'incarico stesso dovrà poi predefinire durata, oggetto e compenso, con la precisazione che il contenzioso su questo tipo di incarichi e di questioni, sulla procedura stessa, è un contenzioso che viene gestito ed evoluto al TAR. In modo particolare l'attenzione rispetto a questo istituto è ancora più importante laddove si badi al fatto che a partire dal 1° di settembre dal 1° di luglio, scusate, del 2019 non siano più consentite quelle che sono le collaborazioni coordinate e continuative che siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Per quello che attiene poi più specificamente alla tipologia di prestazione richiesta, ovviamente trattandosi di un incarico che trova la sua ragione sull'eccezionalità dei bisogni dell'amministrazione, dovrà trattarsi di un incarico avente una natura temporanea. L'eccezionalità è legata anche al fatto stesso che non si debba con ciò gestire o portare a compimento quelle che costituiscono attività ordinarie dell'amministrazione. Quindi la temporaneità e l'eccezionalità del conferimento di questo tipo di incarichi esclude la loro reiterazione, quindi esclude la reiterazione da un lato con il medesimo soggetto e da un lato per il medesimo oggetto. Da questo punto di vista, infatti, la giurisprudenza, in modo particolare quella della Corte dei Conti, ricordo ad esempio un pronunciamento di recente, il numero 7 del 2021, che dice non basta aver superato una selezione per il conferimento degli incarichi per consentire al soggetto di poterne ricevere in maniera reiterata, pur anche appunto se già selezionato. Questo tipo di incarichi presuppone, ma questo è il dato normativo che lo dice, una prestazione in sé già qualificata, che abbia già una struttura e un substrato professionale significativo. Allo stesso tempo non è consentito la possibilità di svolgere questo tipo di prestazioni in tutte quelle circostanze, sono in realtà rappresentate da una casistica variegata, che riguardano ad esempio attività di gestione o di rappresentanza dell'ente, oppure riguardano attività ordinarie. Per fare un riferimento a questo proposito si può fare il caso di tutta l'assistenza legale stragiudiziale che ha ad oggetto l'edilizia, tutto il tema dei lavori pubblici, il tema dell'urbanistica, oppure si può fare il caso della consulenza fiscale generale per l'ente, gli stessi pareri legali da parte di un soggetto esterno qualora all'interno dell'ente vi sia un ufficio legale. Ora c'è poi il caso un po' particolare del PNRR, perché in riferimento al conferimento di incarichi a professionisti, il nuovo piano nazionale prevede la possibilità dei professionisti appunto iscritti ad albi, che abbiano una qualificazione professionale appunto riconosciuta se non altro dall'iscrizione all'albo, di poter essere inseriti in appositi elenchi, così che attraverso un avviamento che è già iniziato, che prevede una convenzione da parte del circuito e del sistema con gli ordini professionali, le pubbliche amministrazioni possano a questo proposito individuare i 3 professionisti in ordine di graduatoria
per attribuire l'incarico sulla base ovviamente certamente di quello che è anche un'adesione, no? Una volontà dello stesso soggetto di riceverlo, però attribuire un incarico sulla base di un colloquio. Questo tipo di procedura rivolta appunto al conferimento di incarichi di natura autonoma richiede appunto l'espletamento comunque di un percorso e di una valutazione comparativa fra i candidati. Questo perché comunque, dice la giurisprudenza, che da questo punto di vista è assolutamente numerosa e piuttosto univocamente orientata, è il modo migliore, il mezzo migliore per valutare quella provata competenza di cui parla l'articolo 7,6, in quanto espressione essa stessa dei principi costituzionali e comunque perché è scelta e è finalizzata proprio a individuare i soggetti, gli esperti di particolare comprovata esperienza o specializzazione anche universitaria di cui parla l'articolo 7. Quindi solitamente avviene che la procedura comparativa si basi appunto su un avviso di incarico esterno che indica quelli che sono i requisiti di ammissione, l'oggetto, la durata, il compenso e via dicendo, e poi l'applicazione concreta di un criterio di rigidità nella valutazione dei requisiti previsti. In buona sostanza, per fare un esempio, se anche si presentasse un unico candidato come unico professionista, il quale tuttavia non fosse in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, quando anche unico candidato, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha detto molto chiaramente che non è possibile derogare ai criteri indicati nell'avviso e che l'amministrazione dovrebbe in quel caso procedere alla revoca in autotutela dell'avviso, comunque all'annullamento d'ufficio ai sensi della legge del 90. C'è appunto un sistema, un meccanismo particolare per quello che riguarda i progetti del PNRR, perché in virtù di questa banca dati dei professionisti inserita, no, reperibile appunto all'interno di un apposito portale, è possibile appunto invitare gli stessi professionisti, informarli della presenza di un avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico e invitarli anche a partecipare alle selezioni. Oltre a questo vi sono appunto anche delle corsie alternative che pur sempre prevedano dei meccanismi e delle procedure trasparenti e rigorose rivolte a profili di alta specializzazione, corsie alternative proprio rivolte a coloro che possiedono dottorati, master o comunque possono vantare perlomeno un'esperienza triennale in organismi italiani, internazionali oppure dell'Unione Europea. Ai fini dell'espletamento di questa procedura ovviamente ci sono diciamo così dei principi di fondo da dover rispettare e sui quali la giurisprudenza in modo particolare della Corte dei Conti è giunta ad affermare dei principi che io ho provato a sintetizzare attraverso queste indicazioni che ho messo nella slide di sì, no, per rendere in qualche modo un pochino più immediato, specialmente per lo studente, la comprensione di questa possibilità di movimento che hanno le amministrazioni. Ad esempio, l'amministrazione dice che la procedura comparativa va comunque effettuata anche se si tratta di prestazioni occasionali e brevi e di breve durata. Dice che la procedura va effettuata anche se si tratta di incombenti che sono stati, che l'amministrazione deve conferire incarichi per incombenti imposti dalla legge. La procedura comparativa va altresì effettuata anche se si tratta di un corrispettivo esiguo, così come se il soggetto che viene poi individuato ha un'elevatissima professionalità. Allo stesso modo va fatta la medesima procedura comparativa anche laddove il soggetto sia già dipendente di un'altra amministrazione. Invece, da un certo punto di vista, le deroghe sono, come vedete, insomma, anche dalla slide, in termini se non altro numerici, più contenute. La possibilità di derogare alla procedura in questione sono più contenute in quanto hanno a che fare essenzialmente con quella che è l'ipotesi di eventi formativi
che si limitano ad un'unica giornata formativa o ad un unico momento formativo, ed essenzialmente le deroghe previste, la deroga che poi costituisce una fattispecie a sé, prevista dall'articolo 36,2, che è l'istituto che andrò adesso ad illustrare. Quindi la disciplina relativa al cosiddetto affidamento diretto di una prestazione, di un'attività. A che cosa mi riferisco quando si parla di affidamento diretto? Mi riferisco a quella previsione del codice degli appalti che stabilisce, io ho riportato soltanto il trafiletto in questione, che stabilisce che qualora si debba conferire un incarico il cui importo sia inferiore a 40.000 euro, è possibile l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici. E peraltro la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura non è obbligatoria. Ora, questo tipo di procedura è una procedura che spesso ha indotto la giurisprudenza, specialmente degli ultimi tempi, in virtù appunto di questa previsione contenuta nella riforma del 2016, a valutare la differenza che sussiste fra le prestazioni professionali di cui all'articolo 7,6 e di cui abbiamo parlato adesso, cioè quelle prestazioni professionali individuali che richiedono comunque una valutazione comparativa, quindi un avviso fra soggetti, e invece quelle che sono le prestazioni professionali affidabili direttamente, a prescindere quindi da una valutazione di più candidati. Ora, è alquanto evidente che questo tipo di procedura è una procedura estremamente più snella, no? Perché consente di saltare tutti quei passaggi propedeutici che dicevo in riferimento, che rappresentavo in riferimento all'articolo 7,6, cioè quindi revisore dei conti, piuttosto che valutazione interna all'amministrazione sull'esistenza di professionalità adeguate che possano svolgere l'incarico. Quindi riuscire a soprassedere a tutto quel tipo di incombenti senza peraltro appunto dover procedere ad una valutazione comparativa. Quindi questo rende questa procedura assolutamente più interessante per le amministrazioni, se non che la giurisprudenza che si è formata e che si forma su questa previsione tende ad affermare che laddove si tratti di un professionista che necessita di una certa organizzazione per l'esecuzione dell'attività lavorativa, si può pensare di usare, no, la previsione dell'articolo 36, quindi di procedere ad un affidamento diretto. Diversamente, laddove la prestazione è una prestazione unitaria o comunque ha una sua unicità, non c'è bisogno di una organizzazione da parte di colui che la svolge, quindi si tratta di prestazioni che hanno una loro singolarità, una loro puntualità da un punto di vista dell'esecuzione. Ovviamente in questo caso è da utilizzare la procedura prevista dall'articolo 7,6. C'è poi anche però da fare questo tipo di riflessione, perché quando le amministrazioni si trovano a dover valutare lo strumento da usare per poter ricorrere all'immissione di una risorsa che gestisca, che faccia attività di studio piuttosto che esegua una prestazione, l'amministrazione si trova sempre di fronte alla possibilità di scegliere se fare un'assunzione con un contratto a termine con la procedura o di valutare se procedere ad un reclutamento attraverso il conferimento di un incarico. Ora, trovandosi di fronte a questa alternativa, che apparentemente non è un'alternativa, no? Perché l'assunzione determina appunto la costituzione di un rapporto di natura subordinata, mentre l'altro segue criteri di gestione di natura autonoma. Però è anche vero che se l'amministrazione ha l'esigenza di avere un soggetto che abbia un'elevata professionalità, difficilmente è propensa a ricorrere all'assunzione a tempo determinato di quel soggetto. Difficilmente lo è perché la platea prevalente dei professionisti che hanno un'elevata professionalità non parteciperà mai a una selezione per un conferimento di un contratto a termine.
Non vi parteciperà perché significa comunque avere delle limitazioni nello svolgimento della professione. Quindi se l'amministrazione assume con contratto a termine dall'avvio ad una procedura concorsuale per l'assunzione con contratto a termine di un soggetto che svolga un determinato compito, una determinata attività di natura eccezionale per l'amministrazione, sa già che probabilmente risponderanno a quel bando, a quella richiesta, soggetti che non hanno una professionalità o che sono perlomeno soggetti laureati da poco tempo, che non hanno uno studio avviato. Questo è quello che spesso scoraggia, diciamo così, le amministrazioni dal fare ricorso alle assunzioni a termine, al di là, insomma, dei diversi incombenti procedurali, scoraggia le amministrazioni che hanno bisogno di avere delle professionalità più elevate. Ecco allora che il professionista capace, che ha uno studio, che quindi non vi parteciperà se è una procedura con contratto a termine, ovviamente sarà invece invogliato qualora si tratti del conferimento di un incarico. Ora, finora il sistema legislativo è apparso un po' sordo, no? Rispetto a questo tipo di bisogno delle amministrazioni. Sembra in parte, no, averlo colto invece questo decreto legge 152 del 2021, questo emanato questo decreto legge il 7 di novembre, il cui articolo 31, rivolgendosi al professionista, in buona sostanza prevede un regime di agevolazione per il professionista che decida di rispondere, in questo caso come professionista ovviamente, decida di rispondere alle richieste di assunzione a tempo determinato, perché il professionista impiegato nel piano nazionale, nel PNRR, a quel professionista che accede ad una prestazione di natura temporanea con contratto a termine, non è previsto che appunto debba procedere alla cancellazione dall'albo né dal collegio all'ordine professionale di appartenenza. Allo stesso tempo è previsto che possa mantenere l'iscrizione appunto ove presente ai regimi previdenziali obbligatori e allo stesso tempo è per lui escluso qualsiasi onere a suo carico appunto per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati. Cambio slide per rappresentare invece poi un altro istituto sul quale in realtà vorrei andare in maniera un po' più spedita, insomma, che è la prestazione di lavoro autonomo occasionale. Il lavoro autonomo occasionale prescinde da quella che è una procedura di conferimento comparativo o di altro tipo, insomma, in realtà il lavoro autonomo occasionale consente all'amministrazione di fare ricorso in maniera diretta all'utilizzo di prestazioni di soggetti dei quali ha necessità. I criteri sono quelli definiti dal decreto legge 50 del 2017 che ha una previsione, il 54 bis, che si riferisce al lavoro occasionale in generale, ma il cui comma 7 riguarda specificamente la pubblica amministrazione e che consente alle amministrazioni di poter, proprio anche per ragioni di contenimento di spesa di personale, in caso di importi di ridotta entità, parliamo di 5.000 euro sul complesso dei committenti, 2.500 e via dicendo, ma insomma non mi soffermo più di tanto su questo istituto proprio sui contenuti dell'istituto in sé, ma vado direttamente al focus della pubblica amministrazione, ha la possibilità di ricorrervi appunto nel caso in cui abbia sempre esigenze temporanee e eccezionali che sono tuttavia riferite ad attività ben specifiche che la legge prevede, cioè si deve trattare di progetti per categorie speciali, di soggetti in stato di povertà, disabilità, insomma una di quelle categorie che vi ho riportato nella slide. Quindi svolgimento di compiti e di lavori in emergenza, piuttosto che manifestazioni sociali, sportive, culturali e via dicendo. Cioè si tratta cioè di figure che possono non andare a selezione appunto e quindi per le quali non si debba operare una procedura in qualche modo valutativa neppure nell'autonomo. Come ad esempio, oltre a queste indicate, anche i commissari di concorso. Basta per talune tipologie, questa è un po' un'eccezione rispetto alla regola sulla prestazione occasionale indicata nella norma, per i commissari di concorso è sufficiente che
si badi alla loro elevata qualificazione, salvo che l'ente stesso non abbia un regolamento che prevede un avviso per reclutare i commissari di concorso. La particolarità nella pubblica amministrazione è che non ci sono conseguenze per l'ente qualora si violi il limite dei 2.500 euro, il limite delle 280 ore nell'anno solare. C'è una terza tipologia, un terzo gruppo sul quale cerco di andare ancor più speditamente. C'è ancora un terzo gruppo di prestazioni che in qualche modo sono accomunate un po' tutte da questo spirito per certi versi di formazione, di primo approccio formativo, di primo inserimento nei confronti dei lavoratori e nello stesso tempo da un certo punto di vista anche in qualche modo un po' uno spirito di socialità o di supporto all'interesse della collettività. Parto proprio dal volontariato individuale. Ora, il volontariato in realtà è una prestazione, come noi sappiamo, a titolo gratuito, no? Lo dice la parola stessa. È una prestazione in cui il soggetto non deve rispettare orari stabiliti, è una prestazione che il soggetto esegue semplicemente perché sente, no, di doverlo fare. Ci sono gli esempi più diversificati che possono essere fatti, dalla pulizia delle spiagge, piuttosto che il supporto che i genitori possono dare in certi lavori da eseguire all'interno degli istituti scolastici in cui studiano i figli e via dicendo. Ovviamente rispetto a questo istituto del volontariato è assolutamente comprensibile la resistenza che possa avere la pubblica amministrazione, no? Perché la pubblica amministrazione si trova di fronte alla possibilità che il volontario individuale, qui è importante fare la distinzione fra il volontariato associativo e il volontariato individuale, si trova il rischio che il volontario individuale possa poi reclamare o possa poi tentare di spingere l'amministrazione diciamo così, ad assecondare le sue pretese quando anche infondate, pretese di stabilizzazione quando anche infondate. L'associazione, quindi l'avere un volontario che fa parte di un'associazione di volontariato dà alle amministrazioni certamente più certezza, no? Circa il soggetto che è il titolare dei rapporti con i singoli volontari. Ecco perché di solito le amministrazioni ricorrono al volontariato associativo. È anche vero però che dopo la riforma ad opera del terzo settore, quindi il decreto legislativo 177 del 2017, vi è una norma che è l'articolo 17 che, come vi ho riportato nella slide, definisce il volontario come un soggetto che presta, no, per sua libera scelta un'attività per il bene comune, per la comunità, anche per il tramite di un ente del terzo settore. Quindi questo tipo di previsione ha dato, diciamo così, il destro formale per la costituzione di, non è corretto chiamarli rapporti, ma insomma relazioni fra l'amministrazione e il volontario a partire appunto dall'emanazione del codice del terzo settore, quindi da 3 o 4 anni a questa parte. Ora, la giurisprudenza sul rapporto con il volontario è una giurisprudenza piuttosto rigida, piuttosto critica. Vi ho riportato ad esempio la Corte dei Conti, quella per la sezione controllo per la Toscana, che si è trovata un po' prima della riforma del terzo settore a dare un parere assolutamente negativo ad una richiesta di un'amministrazione comunale in cui chiedeva se poteva assicurare per infortunio o malattia o per responsabilità civile verso terzi i volontari individuali. E su questo appunto la Corte dei Conti aveva dato una risposta piuttosto ferma sulla sostanza che, per sintetizzare, poteva il volontariato individuale costituire una forma surrettizia di precariato, quindi poteva apparire come una forma elusiva di reclutamento e allo stesso tempo essere in qualche modo foriera, no, di precostituire delle pretese, per quanto, come dicevo un momento fa, inconsistenti, di stabilizzazione da parte del volontario individuale. Tant'è che ci sono dei casi, no, uno
tra i più recenti è di una sentenza di Cassazione del luglio di quest'anno, in cui appunto un guardiano delle aree montane reclamava, per aver svolto volontariato individuale dal 2007 al 2009, vantava, no, la stabilizzazione in un rapporto di lavoro subordinato. Appunto è approdata in Cassazione, no, questo tipo di pretesa. In realtà, dopo l'emanazione appunto di del codice del terzo settore, la giurisprudenza della Corte dei Conti, in modo particolare, si è decisamente alleggerita. Uno tra le ultime, insomma tra quelle più significative, è questa deliberazione delle Corte dei Conti, sezione autonomie locali, che vi ho riportato, in base alla quale è ammesso anche per gli enti locali poter stipulare dei contratti di assicurazione per infortunio, e quindi nel momento in cui si legittima la stipulazione di contratti di assicurazione per infortunio, malattia o responsabilità civile nei riguardi dei volontari individuali, ovviamente si apre il destro alla possibilità di potersene poi servire, di poter legittimare l'effettuazione delle loro prestazioni nell'interesse comune. Peraltro si tratta di una risposta, no, come mi limito a dire, anche in linea con le previsioni dell'articolo 118 della Costituzione, che favorisce le iniziative dei singoli oltre che delle associazioni per lo svolgimento di tutte quelle che sono le attività di interesse comune. Un altro istituto che appunto anch'esso prescinde da procedure concorsuali, ma che richiede appunto comunque una procedura di valutazione attraverso un bando dei possibili candidati, è quello del servizio civile universale. Lì c'è il riferimento normativo, anch'esso è un istituto che si sta sviluppando in modo particolare negli ultimi anni, nell'ultimo anno e negli ultimi 2 anni, che è frutto appunto della riforma del servizio civile nazionale e che oltre ad essere del tipo universale appunto, cioè quindi riguardare l'Italia o anche l'attività dei civilisti all'estero, si svolge anche attraverso quello che è il servizio civile regionale, cioè un servizio promosso dalle regioni. Peraltro, giusto lunedì scorso, cioè quindi lunedì 13, 2 giorni fa, è stato costituito un vero e proprio sito dedicato al servizio civile universale. Il sito ve l'ho riportato, è politichegiovanili.gov.it. Fra l'altro, insomma, mi ero inciso, data la coincidenza, oggi che è il 15 dicembre si celebra proprio la giornata nazionale del servizio civile universale, insomma una giornata che è stata dedicata appunto a questo tipo di attività. Qualche giorno fa sono ad esempio stati predisposti ben 45 programmi di intervento specifico anche per oltre 1 migliaio di operatori, proprio anche per quello che si chiama servizio civile digitale per il 2021, quindi per accrescere le competenze digitali dei civilisti. E giusto ieri, se non erro, mi pare che sia partito anche un bando di servizio civile universale che scadrà alla metà di gennaio. Questo lo dico soprattutto insomma poi per i partecipanti, insomma per far vedere che c'è un grande fervore da questo punto di vista, per oltre 55.000, 56.000 operatori per il servizio civile nel territorio italiano e all'estero. Dal punto di vista delle caratteristiche che questo istituto possiede, si tratta ovviamente di un impegno scelto volontariamente, spontaneamente, che dà diritto ad un assegno mensile che non ha una natura retributiva, parliamo all'incirca di 444 euro per i volontari universali, persone fra i 18 e i 29 anni, per un massimo di 12 mesi, c'è anche un monte orario settimanale, talvolta invece è definito in un monte orario annuo. L'elemento significativo sul quale mi soffermo un attimo è il fatto che talvolta in alcuni bandi di questo tipo per il servizio civile, quindi per civilisti, in alcuni di questi bandi è prevista una riserva di posti per coloro che sono, per le assunzioni di coloro che poi hanno una bassa scolarizzazione o un grave disagio economico, oppure sono persone affette da disabilità. Ovviamente la finalità è quella di favorire un arricchimento professionale, un arricchimento esperienziale del soggetto,
ed è rivolto a soggetti o inattivi o disoccupati, questo dipende dal tipo di progetto che è attivato, o inattivi o disoccupati, oppure rivolto a soggetti che possono anche avere un'occupazione, purché l'ente titolare del progetto accerti la compatibilità con il servizio che sono chiamati a svolgere. Poi anche su questo non mi soffermo, insomma ci sono delle modalità di conferimento, poi, cioè di individuazione dei civilisti, che presuppone appunto, nel caso ad esempio dei bandi regionali, no? La regione che predispone il bando, l'invito rivolto alle varie amministrazioni a presentare dei progetti di servizio civile, e una volta che questi progetti vengono approvati si mettono poi a bando, i civilisti vi partecipano, possono parteciparvi e possono poi essere reclutati in loco, cioè dal singolo ente che ha predisposto il progetto, pur se i criteri sono fissati, nel caso appunto di quelli regionali, i criteri sono fissati dalla regione. Abbiamo poi il tema dei tirocini formativi e dei tirocini formativi non curriculari. Questo è un istituto che è stato fortemente utilizzato nelle amministrazioni. Vado velocemente, sono appunto, come ovviamente sarà molto chiaro anche per gli studenti, no? Una sorta di stage svolto con finalità diversificate che prevedono un soggetto promotore e un soggetto ospitante. Anche qua l'obiettivo è quello di favorire un percorso formativo e di agevolare, no, un primo inserimento dei soggetti che possono avere in modo particolare essere soggetti disagiati o che si trovano in aree depresse o in aree in crisi. Per questi c'è ad esempio ci sono ad esempio dei percorsi di tirocini formativi specifici. Di solito la fascia di riferimento è quella dei più giovani fra i 18 e i 29 anni, ma talvolta i progetti sono anche predisposti per soggetti di età superiore ai 30 anni. Mi limito a segnalare qua il progetto di Blue Book Traineeship che trovate nel sito che vi ho indicato appunto nella slide. Si tratta di tirocini che ogni anno vengono finanziati dalla Commissione europea, prevedono 5 mesi presso le istituzioni europee con un compenso che si aggira sui 1.200 euro al mese e che prevedono ovviamente tra i requisiti il possesso di una laurea perlomeno triennale e la conoscenza di lingue straniere. Vengo poi, per poi dire solo una battuta finale rispetto a queste categorie di cui sto parlando nel complesso, vengo poi all'istituto degli LSU. E gli LSU sono appunto i lavori socialmente utili, prevedono anch'essi un avviso di reclutamento. La procedura è una procedura abbastanza farraginosa, ma si rivolge, mi limito semplicemente a segnalarlo, si rivolge a soggetti che sono disoccupati ma che hanno meccanismi di sostegno al reddito come la mobilità, la cassa integrazione e la disoccupazione, e l'impiego di questi soggetti in lavori socialmente utili avviene limitatamente alla durata degli ammortizzatori percepiti. E qui c'è una procedura per favorire la stabilizzazione di questi soggetti, che sono quindi reclutati attraverso questo avviso di reclutamento, per favorire una loro stabilizzazione all'interno di quelli che sono i profili di inquadramento più bassi, quelli che Pasquale Monda in sostanza ha illustrato poco fa, e per le quali appunto è previsto l'avviamento a selezione. Con il sostegno attraverso dei contributi per ogni lavoratore stabilizzato nel caso di comuni con meno di 5.000 abitanti, oppure con dei sussidi che vengono predisposti in talune annualità per tutti quegli enti che invece fanno un uso di lavori socialmente utili, di lavoratori socialmente utili per un tempo superiore agli 8 anni. Ora, un'unica considerazione da questo punto di vista. Le pubbliche amministrazioni hanno sofferto nei vari anni di problematiche, no, relative alla capacità di assumere il personale per una serie di limiti nei tetti di spesa, per le forti contrazioni che le hanno interessati. Questo spesso ha costretto le amministrazioni a utilizzare delle forme, chiamiamole di reclutamento, no, alternative, quindi fare ad esempio un uso talvolta importante di forme come il tirocinio formativo non curriculare, no, piuttosto che le forme
di cui vi ho appena detto. E questo ha consentito anche a persone piuttosto giovani di cominciare a fare una prima esperienza per alcuni mesi nelle amministrazioni. La problematica che nasce in riferimento a questo tipo di situazioni è che pur avendo avuto istituti come il volontariato, adesso prevalentemente il volontariato associativo, ma negli ultimi tempi anche il volontariato individuale, piuttosto che il tirocinio e il servizio civile, pur essendo delle esperienze che hanno dato dei grandi risultati, non vi è poi concretamente la possibilità di mantenere un percorso aperto con il personale che è stato così incaricato. Quindi si assiste a situazioni in cui vi è un reciproco investimento da parte dell'amministratore, da parte del soggetto, un investimento senza che poi questi soggetti possano poi avere la possibilità di essere materialmente reinseriti e inseriti nelle amministrazioni. E questo perché questi tipi di lavoro, quelli che vi ho appena adesso da ultimo in questa terza sezione, diciamo così, elencati, sono delle tipologie di lavoro non contemplate come titoli curriculari utili nei vari concorsi, salvo che non sia il regolamento del singolo ente a prevedere questi tipi di lavoro come dei titoli curriculari utili, il che però per la maggior parte dei casi non avviene. Questa lettura dell'importanza di conservare il bagaglio professionale, in qualche modo anche esperienziale, quindi le competenze, le esperienze acquisite, pare una lettura in qualche modo un po' possibile, che si possa intravedere attraverso quello che è il PNRR, perché anche se si tratta in realtà di previsioni da riferire essenzialmente ai contratti di lavoro a termine previsti appunto dal PNRR, quindi le nuove assunzioni a termine agevolate appunto per il PNRR, però è prevista una specifica riserva del 40% dei posti nei concorsi di questo tipo per chi ha svolto incarichi a tempo determinato in riferimento appunto, ripeto, ai progetti del PNRR. Ultimissima notazione che attiene alla dirigenza a termine. Qui sarò davvero breve, un minuto se posso. Allora, questo tipo di posizione, cioè la dirigenza a termine, trova fondamento nella previsione dell'articolo 19, no? Comma 6 del 165 per gli enti locali e l'articolo 110 della legge del 2000. Ovviamente ci sono dei limiti, nel senso che è possibile procedere con il reclutamento di dirigenti a termine nel limite del 10%, dell'8% della dotazione organica dirigenziale, no? A seconda della fascia, per un massimo temporale di 3 anni o 5 anni, anche qua a seconda dei livelli della dirigenza. Ed è possibile farvi ricorso in riferimento a casistiche ben determinate, quindi è necessario che si tratti di soggetti che abbiano una particolare qualificazione professionale, unita ad un'attività esperienziale nei ruoli dirigenziali, oppure abbiano un bagaglio che è comprensivo di laurea, specializzazioni unita all'esperienza dirigenziale, oppure provengano dai settori della ricerca, docenza universitaria, magistratura, avvocatura dello Stato. Tuttavia, mentre per l'accesso alla dirigenza c'è il concorso e l'esperienza nella pubblica amministrazione e il concorso, oppure il corso-concorso, insomma quelle che sono poi diciamo così, le modalità di reclutamento e di accesso che vedrete nell'edizione, nella clip di maggio del prossimo anno, l'articolo 19,6 prevede una procedura semplificata. Prevede un avviso pubblico in cui vengano sì indicate le competenze richieste, indicato il trattamento economico e i requisiti, a cui debba seguire poi, a cui segua, ma non necessariamente peraltro sempre, a cui segua una prova che consiste indubbiamente, questo è un passaggio necessario, nella valutazione dei curricula di coloro che hanno partecipato all'avviso, che hanno dato corso all'avviso, e di un colloquio con uno o più candidati in relazione anche poi alla valutazione, come momento successivo alla valutazione dei curricula.
Ora, proprio perché, diciamo così, la procedura è una procedura estremamente semplificata per il reclutamento di questa tipologia di soggetti, quindi la dirigenza a termine, la giurisprudenza ha mostrato un certo rigore nel corso del tempo, un certo rigore proprio andando, diciamo così, a tentare di relegare la legittimità dell'utilizzo di questo strumento ai casi in cui sia necessario acquisire particolari competenze. Ad esempio, si è detto in giurisprudenza che il funzionario che ha una categoria D può accedere alla dirigenza a termine dimostrando di aver fatto, ad esempio, pubblicazioni scientifiche, oppure si dice ci vuole unitariamente competenza ed esperienza per potervi partecipare. Ora, mi limito qua a segnalare questo doppio orientamento che si sta alternando nella giurisprudenza del TAR di questi ultimi mesi. Un primo orientamento, e qui chiudo perché insomma si tratta davvero dell'ultima slide, un primo orientamento in cui si indica un percorso diretto a preferire la verticalizzazione dei funzionari interni. Questa prima pronuncia che vi ho segnalato del TAR del Lazio del marzo di quest'anno mira a spingere verso la ricerca al di fuori dell'ente di possibili candidati solo dopo che si è proceduto al tentativo di verticalizzare i funzionari interni, cioè solo dopo che si è esperita una procedura interna, cioè si cerca al di fuori soltanto e si cerca al di fuori soltanto se si tratta di soggetti che abbiano competenze elevatissime. C'è un altro orientamento invece che è quello del novembre di quest'anno, il TAR della Lombardia, che presenta invece dei tratti di minore rigorosità, no? In base alla quale appunto il TAR sostiene che si possa bypassare la ricognizione delle professionalità interne perché comunque la procedura comparativa, quando anche alleggerita, valutazione curricula più colloquio, quando anche alleggerita, la procedura comparativa assicura quella trasparenza e quella possibilità anche all'interno di partecipare alla procedura selettiva e quindi in questo senso si pone comunque in linea con quella che è la previsione dell'articolo 97 che prevede la procedura a evidenza pubblica, quando anche in questo caso ovviamente non si tratti di una procedura concorsuale. Grazie. E davvero grazie anche alla collega Lazzeroni per l'eccezionale intervento. Buonasera a tutte e a tutti, sono Anna Zilli e ho il piacere di non fare questa volta gli onori di casa, ma di potervi salutare. Non prima però di aver davvero ringraziato in ordine di apparizione gli amici Antonio Riccio, Pasquale Monda e di nuovo Lara Lazzeroni per aver partecipato dandoci un evento di così grande qualità. Ho visto che sono arrivate richieste per acquisire materiali della collega, per questo posso senz'altro segnalare che l'evento viene sempre reso pubblico su Play Uniud, per cui potrete anche scriverci per avere l'eventuale indirizzo, ma lo trovate online, è il canale YouTube dell'Ateneo Udinese. Quindi l'altra anticipazione che vi do è che certamente i materiali di quest'anno di Clip saranno pubblicati strada facendo e saranno pubblicati in un volume che stiamo mano a mano costruendo tutti insieme. Questo esercizio corale è davvero un momento bello, piacevole e di grande approfondimento, spero per tutte e per tutti. Per questo posso lanciare l'evento che ci vedrà protagonisti a gennaio. Andremo finalmente al caldo a Palermo il 12 gennaio sempre alle 15:30 e davvero iniziamo a parlare di elementi tecnici che in questo momento sono importantissimi. Parleremo del bando. Coordina il collega professor Alessandro Riccobono, interviene la professoressa Cinzia De Marco. Con l'occasione ho il piacere anche di augurare a tutte e a tutti delle felici festività. Ci rivediamo a gennaio, grazie per averci seguito. Buona serata.